Questa presentazione, questo breve racconto che vediamo oggi, vi parlerò di una soluzione innovativa per assicurare la durabilità e la facilità di montaggio degli edifici in legno. È un'idea che ha preso spunto circa una quindicina d'anni fa, da una intuizione di Luca Pozza, all'epoca mio dottorando all'Università di Padova, ora professore a Bologna, e mia, in cui quando abbiamo cominciato a interessarci di costruzioni in legno, ci siamo resi conto che la tematica principale, la diffidenza principale da vincere, era quella di assicurare la durabilità delle costruzioni in legno, nonché di facilitare il montaggio delle stesse e di dare delle soluzioni, proporre delle soluzioni al mercato che assicurassero l'efficienza dell'assemblaggio, l'efficienza del montaggio e la certezza della resistenza dello stesso. Allora all'epoca con Luca Pozza ci siamo chiesti cosa potevamo migliorare, qual era l'idea di noi neofiti del mondo del legno che potesse portare un contributo alla tradizione e agli usi e ai costumi che c'erano. E ci siamo così inventati il prodotto che oggi è noto, abbastanza noto nel settore con il nome di commerciale di Alufoot. Alufoot è un profilo di alluminio estruso che viene utilizzato come sostitutivo del cordolo di larice e del cordolo di rialzo di calcestruzzo. Risolve il problema della durabilità. L'alluminio, sapete, è un materiale autoprotettivo, quindi a contatto con l'ossigeno, con l'aria, con l'umidità, forma una patina di ossido che è stabile e impedisce il progredire della corrosione. E quindi a contatto con il terreno, a contatto con l'umidità, non soffre di durabilità. È un materiale leggero, facilmente maneggevole in opera. È un materiale resistente, la resistenza dell'alluminio non è molto diversa, almeno nella lega che utilizziamo per produrre Alfut, non è molto diversa dalla resistenza dell'acciaio, e quindi rappresenta la soluzione ideale potenzialmente per il nostro scopo, cioè quello di creare un nodo di attacco delle costruzioni in legno a terra che sia ingegnerizzato, ovvero a prestazioni garantite, che sia facilmente realizzabile, può essere installato da chiunque, anche chi non ha esperienza di costruzione in legno. Alfort sta per piede di alluminio. Nel tempo abbiamo evoluto l'idea e l'abbiamo semplificata per renderla sempre più efficace e facile da installare. Cos'è Alfort? Un estruso di alluminio prodotto in barre di lunghezza da 3 a 6 metri, quindi di lunghezza elevata, che possono essere livellate esattamente con degli strumenti di regolazione in altezza e regolazione planimetrica, possono essere livellati in modo da costituire un perfetto piano orizzontale con delle linee perfettamente allineate, e quindi di precisione millimetrica nella sua installazione, che viene poi fissato alla fondazione di calcestruzzo mediante delle connessioni meccaniche o chimiche, quindi classiche tasselli ad espansione, tasselli chimici o modernamente più semplicemente con delle viti autofilettanti da calcestruzzo. Quindi si installa il profilo, si realizzano dei fori nelle fondazioni e con delle viti si fissa il profilo alla fondazione. Le inevitabili non regolarità altimetriche della fondazione vengono compensate mediante la colatura di una malta cementizia a coprire il gap, il dislivello fra la fondazione e la base del cordo di alluminio. Dislivello che dipende dalla precisione del getto, ma sostanzialmente è dell'ordine di 1-2 cm tipicamente. Dopo aver fatto queste operazioni di posa e fissaggio della radice di alluminio, ci troveremo in cantiere con una situazione ideale per il successivo montaggio delle pareti in legno. Quindi ci troveremo un piano perfettamente orizzontale sul quale andremo a appoggiare una dopo l'altra le nostre pareti in legno. Pareti che possono essere di qualsiasi tipo. Il cordo di alluminio si adatta sia alle costruzioni in platinum frame, a telaio leggero, sia alle costruzioni in X-ram. Il cordo di alluminio è dotato di una aletta laterale che permette il fissaggio a taglio delle pareti sul cordolo. Quindi il cordolo evita l'installazione di qualsiasi staffa cosiddetta angle brackets, cioè le staffe che vengono normalmente utilizzate per fissare le pareti contro gli sforzi di scorrimento e gli sforzi di taglio. Quindi l'utilizzo del cordo di alluminio non solo solleva il legno rispetto al piano di umidità, ma permette anche il perfetto fissaggio a taglio della parete, evitando i costi aggiuntivi di fornitura e di installazione
delle staffe a taglia. Per quanto riguarda gli hold-down, è pensato per essere abbinabile a tutti gli hold-down commerciali presenti sul mercato, quindi non limita in nessun modo l'utilizzo di altri hold-down presenti sul mercato. L'installazione delle pareti diventa velocissima perché appena posata la parete sul piano di alluminio, sulla parte superiore del cordolo, può essere fissato con delle viti alla aletta laterale e con dei puntelli tira-spingi se ne regola la posizione, la verticalità e in pochi minuti si procede con l'installazione delle pareti. Il prodotto è dotato di tutti gli accessori di regolazione in quota, di fissaggio, di collegamento fra i vari profili. Può essere fornito in barre che vengono tagliate in cantiere, l'alluminio si può tagliare con una semplice sega da legno, oppure nella sua versione più grande può essere fornito tagliato a misura secondo il progetto che ci arriverà, che il progettista ci fornisce. Abbiamo diverse dimensioni di profilo per cercare di adattarsi alle più svariate situazioni di spessore delle pareti e di spessore del pavimento del piano terra, quindi abbiamo le versioni di larghezza 100 mm, 120 mm e 160 mm e altezza 6 cm. E poi abbiamo le versioni di larghezza 100 e 120 mm e di altezza 150 mm. La prima serie o serie bassa da 60 mm è pensata per essere posizionata al di sopra di un cordolo di calcestruzzo, con la differenza che utilizzando il cordolo Halofoot prima si monta il cordolo Halofoot e poi si getta il cordolo di calcestruzzo. Quindi non vi è un problema di tolleranza di montaggio, non vi è un problema di posizionamento, ma viene preservata la natura intrinsecamente precisa della soluzione col cordolo di alluminio. La seconda serie di profili, quella alta 150 mm, la serie appunto cosiddetta alta, è pensata invece per essere sostitutiva del cordo di rialzo di calcestruzzo. Il profilo della serie alta, che consideriamo essere il nostro punto di forza, il punto di forza della nostra soluzione, consente di bypassare completamente la posizione del cordo di rialzo in calcestruzzo, si può montare il profilo alto 150 mm direttamente sopra la platea e considerando gli usuali spessori di malta livellante posizionata sotto il profilo e adottando una soluzione in cui il pavimento interno è a una quota di 2-3 cm superiore rispetto alla quota di partenza dell'alluminio, ovviamente il pavimento esterno sarà più basso rispetto alla quota dell'alluminio, si può realizzare, vi è lo spazio per realizzare un pacchetto di pavimento dell'ordine dei 25 cm. L'alternativa è quella di realizzare l'isolamento termico al di sotto della platea, quindi realizzare una fondazione galleggiante e in questo caso allora è ancora più semplice evitare l'uso del cordolo di calcestruzzo. La soluzione permette di velocizzare l'assemblaggio delle pareti, evita qualsiasi forma di compensazione mediante spessoramenti, collage di malte, eccetera, eccetera, tutto quello che si può pensare per ehm, rendere, diciamo, per regolarizzare la partenza delle pareti, evita l'utilizzo delle guaine, perché di per sé il cordo di alluminio chiuso è di per sé un perfetto taglio d'umidità. Attraverso l'alluminio non passa l'umidità, non può risalire l'umidità. Quindi evita l'utilizzo di guaine, quindi evita il problema della posa in opera delle guaine, evita il problema della durabilità delle guaine e siamo sicuri di avere un nodo perfettamente resistente all'umidità. Fra l'alluminio e la base della parete viene interposta una spugna adesiva a base di neoprene che serve per distribuire meglio il carico di contatto tra parete e alluminio, quindi compensare eventuali non perfette planarità delle pareti e serve ad evitare un eventuale fenomeno di condensa fra l'alluminio freddo a contatto con la fondazione, quindi potenzialmente freddo, e la parete calda, quindi l'umidità rimane al di sotto, l'umidità di condensa rimane al di sotto dello strato di neoprene e non va a bagnare la parete. Evitare la posa delle guaine è anche un altro vantaggio, permette la respirazione del legno. Molte volte l'utilizzo della guaina è l'elemento devastante per la durabilità del legno, perché la guaina impedisce la traspirazione. Quindi eventuali depositi d'acqua, acqua di condensa, acqua di risalita, tutto quello che volete, che vanno a posizionarsi all'interno della vasca formata con l'impermeabilizzazione, con le guaine, diventa un innesco del degrado. A quel punto la guaina, più che proteggere, conserva l'umidità del legno, quindi ne favorisce il degrado. Soluzioni ingegnerizzate.
perché tutte le connessioni sono a portata certificata, sono connessioni su elementi metallici, sono connessioni sulla mela di alluminio. Quindi possiamo valutare in maniera molto precisa qual è la resistenza dei tasselli che fissano l'alluminio al calcestruzzo e qual è la resistenza dei chiodi o delle viti che utilizziamo per fissare l'alluminio alla parete. Quindi certezza della tenuta. Resistenze molto elevate. Il profilo di alluminio è pensato, è stato progettato per avere una forma stabile, stabile rispetto ai carichi verticali e stabile rispetto ai carichi orizzontali. È uno scatolare chiuso con diagonali, quindi lo rende indeformabile rispetto ai carichi orizzontali sismici fuori piano. La stessa forma assicura un'elevata portata ai carichi verticali. Prove sperimentali certificate hanno dimostrato che, anche negli ultimi profili realizzati, la portata a carico verticale è dell'ordine delle 70 tonnellate a metro, 700 kN a metro lineare, che tradotto in un peso tipico degli edifici a struttura lignea significa che tranquillamente si possono caricare 4 o 5 piani di un edificio in legno sopra il cordo di alluminio. Quindi non pone problemi di portata rispetto ai carichi verticali. In definitiva, AlloFoot riteniamo essere la soluzione ottimale per risolvere le problematiche di cantiere, per dare la garanzia di risultato e per salvaguardare imprese, progettisti, direttori dei lavori e alla fine committenti, essere a dare loro la garanzia del risultato ottimale. Il contro è il costo. È inutile nascondere che il costo dell'alluminio, l'alluminio è un materiale nobile, e il costo del profilo, per quanto ottimizzato sia il profilo, sicuramente un profilo di alluminio costa di più di un getto di calcestruzzo, se uno guarda al costo del materiale. Ma un qualsiasi imprenditore avveduto sa fare le sue valutazioni e quindi sa che con 2 ore risparmiate di cantiere, ogni metro lineare, si è ampiamente ripagato il costo del profilo. Sa che eliminare malte colabili, eliminare guaine, eccetera, eccetera, è un risparmio economico. Quindi non si deve guardare semplicemente al valore del materiale in acquisto, ma si deve guardare al costo dell'opera finita. E il costo dell'opera finita utilizzando un profilo Allofoot è non superiore, vorrei dire anzi inferiore, rispetto all'opera finita realizzando il classico cordolo di calcestruzzo e o cordolo di larice. Con il vantaggio che a parità di costo abbiamo una soluzione eternamente durevole, cosa che è assolutamente impagabile. Quindi certezza di risultato, certezza di portata delle connessioni, durabilità. Il tutto con una soluzione che non richiede specializzazione particolare per essere installata, una semplice accortezza nel posizionamento corretto geometrico dell'alluminio, del cordo di alluminio, è sufficiente per garantire il risultato.